chiama Francesca, ha 33 anni, viene da Castelvetrano ed è in cerca dell'uomo ideale, dell'anima gemella. Ciao Francesca. Ciao. Allora Francesca, da quanto tempo è che sei single? Da 3 anni. Da 3 anni? Sì. Perché in 3 anni non c'è stato nessun uomo che ti ha catturato, che ti ha affascinato, che No. ti ha colpito. Qualcuno, ma non era adatto a me. Va bene, parliamo di quest'uomo che andiamo cercando. Come deve essere? Allora, Innanzitutto parliamo dell'età, tu hai 33 anni, giusto? una persona che più o meno si avvicina alla mia età, da 30 a 42, 43 massimo. Possiamo arrotondare anche ai 45, Sì. quindi Sì. facciamo dai 30 ai 45. Sì. Poi riguardo l'aspetto fisico? Certo, mi piacerebbe una persona comunque gradevole anche di aspetto, Certo. una persona principalmente seria, Certo. sistemata e che non sia soltanto interessata a me ma anche ai miei figli, perché ho 2 figli. Tu sei separata da 3 sì, anni? e ho 2 figli, quindi non sono sola e vorrei una persona che si prendesse comunque cura di noi in maniera seria, non una cosa così per divertirsi, per giocare, ecco. Certo, certo, Una situazione giustamente seria, ecco, questo. logico. Va bene. Una persona che lavora comunque, non Cioè, posizionata? Sì, sì, sì. Una persona che voglia fare una cosa giusta, ecco. Certo. Accetti anche uomini separati, divorziati, che abbiano avuto delle storie in passato? Sì. Sì, è normale, se Sì. io l'ho avuta è giusto. Certo. Ognuno per le sue cose. Va bene Francesca, parlaci un po' di te. Niente, io ho 33 anni, attualmente non lavoro, però mi adatto a fare tutto, barista, ho fatto i cantieri, promoters e poi niente, ho 2 figli, sono molto impegnata con loro e mi piace cantare, mi piace la musica. Ti Sono piace cantare? Sì, sì, mi piace molto fare karaoke, ho partecipato anche a Krishna, un concorso canoro. E niente, mi piace la compagnia, l'allegria, sono una persona abbastanza seria. Non amo le discoteche, questi posti di qua, però mi piace uscire, divertirmi, insomma, le cose normali comunque. Certo. Questo, niente di più. Va bene. Mi piace molto il trucco. Va bene. Un'altra cosa, riguardo... Dici, non ti devi truccare, non ti devi mettere l'amico, non mi piacciono queste cose. Certo, ma è bello vestirsi bene, dai. Sì, se ho la possibilità sì, però magari ci sono delle persone che sono un pochettino, non ti devi truccare, non ti devi... Gelosini, cose. No, la gelosia, sono gelosa, ecco, a questo proprio sono molto gelosa, però se si sta insieme, se si insieme, perché non truccarsi, non vestirsi?
dell'anima gemella, cioè la cosa che odi in un uomo che non debba avere. Cosa? Debba avere uno alzare le mani, due fra le corna. Non deve essere manesco. Sì, Cioè vuol dire che hai avuto una brutta esperienza. sì, e passato. poi non deve tradire perché la seconda persona Deve che ho essere conosciuta, fedele. sì, tradiva, ecco questo. Tu sei fedele? Sì, Credi in amore? sì, ci credo, però mi hanno fatto, ecco, perdere un pochettino la fiducia. Sì. Però non la speranza. Perché se sei La qui da me speranza oggi. No, la speranza no, ecco, sono da qui per vedere. A proposito, Sì. come mai ti sei rivolta a Strano Amore Siciliano? Ecco, avevo visto il programma, insomma ero un poco titubante, dico la verità, non avevo molta fiducia, molto coraggio, poi Perché? mia cognata... E perché mi sembrava un po' brutto, così mi vergognavo un pochettino, diciamo, ecco, sono un po' timida. E come mai poi all'ultimo ti sei decisa? Poi ho detto basta, non ci sono più speranze. Ci devo andare e No, basta. da Castelvetrano conosco tutti, quindi ho detto Sì. vediamo se mi vede qualcuno, perché non giro, non è che Certo. esco tanto, essendo che sono stata sposata tanti anni e uscivo sempre con mio marito, quindi cioè non esco tanto, non frequento. Sei casalinga. Sì, non frequento tanti posti, ogni tanto sì, vabbè, però gira che ti rigira incontro sempre le stesse Certo. persone. Certo. Allora bisogna un po' spaziare. Mia cognata dice ti ho preso il numero, va bene dai, mi ha incoraggiato e sono venuta. Comunque hai fatto bene. Sì, Sì, sì. perché credo che questa volta In questa volta troverai il tuo tu uomo c'è ideale. qualcuno. Logicamente devi fare una scelta perché le telefonate le riceverai. Giustamente devi andare. I tuoi sogni nella vita. Eh, Sogni nel cassetto, i tuoi desideri. ecco, i desideri Le sono, cose che ti piacerebbe fare. i desideri sono rimasti pochini. Mi piacerebbe innanzitutto avere un lavoro, che è la cosa principale, ma le speranze là sono poche. Cioè, Mi piacerebbe cambiare paese, se è possibile, perché non ti piace stare a Castelvetrano? No, perché non ho Magari è vissuto- non ho piccolo, vissuto- la gente magari parla, cosa. Può Ah, essere che per la gente parla, me ne sbatto sinceramente, ormai non ci faccio più questo. caso. Come paese, diciamo, non ti piace perché È piccolo, io giro, conosco... Non può offrirti niente, magari. No, come lavoro, come situazioni, non c'è niente, neanche per i bambini, non c'è lavoro, non c'è nulla e poi anche quando esci, mi piacerebbe più Mazzara, Marsala, Palermo o anche qualche altro posto comunque un po' più grande, ma dove non conosco magari nessuno perché qua conosco tutti. E poi come mi piacerebbe viaggiare, che non l'ho potuto fare, ho fatto stato un viaggio a Praga ed è stato bellissimo quando andavo a scuola e questo, niente, mi piacerebbe cantare perché mi piace tantissimo, Certo. magari nei matrimoni, ecco. Come passione, la tua passione preferita è che è il no, canto. ma anche come lavoro mi piacerebbe farlo nei matrimoni. Ascolta, mi perché sai ballare pure? Ballare non tanto, cantare sì, ballare no, perché appunto non esco, mi sono sposata giovane, a 18 Sì. anni e non ho avuto tempo di uscire, diciamo, ho fatto sempre poi la mamma e quindi ho un figlio di 10 anni. Hai figli grandi? Quanti figli hai? 2, uno di 10 e uno di 6. Quindi a 23 anni ero mamma, non è che ho avuto poi un altro figlio, non è che ho avuto Certo. il tempo di andarmene in discoteca, non ci sono mai stata. Vabbè, un'altra cosa, quest'uomo che noi andiamo cercando, lo dovremmo cercare nelle zone di Trapani, in tutta la provincia, oppure ci possiamo allargare in tutta la Sicilia? Allargati dove vuoi.
qualsiasi E me ne andrei anche fuori al nord, Cioè, quindi. basta che insomma sia un uomo che ti rispetti. Sì, che lavora e che voglia fare una cosa seria, una storia seria, non per giocare, per passare il tempo, perché quelli se ne trovano ovunque. Cui, amici telespettatori che state guardando Francesca, 33 anni di Castelvetrano, Francesca è qui, sta cercando il suo uomo ideale, la sua anima gemella. Per tutti quegli uomini che partano dai 30 e arrivino massimo ai 45 anni, che fossero interessati naturalmente a conoscere Francesca personalmente, non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo in sovraimpressione. Francesca è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Francesca, in questo momento ci sono i tuoi corteggiatori, quegli uomini dai 30 ai 45 che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Ciao, sono Francesca, mi sono rivolta a questo programma per conoscere una persona che questa volta si è intenzionata ad avere una storia seria. Non cerco persone che vogliono soltanto divertirsi e passare il tempo, ma una persona che voglia bene sia a me che ai miei figli in maniera sincera. E prego a chi volesse telefonare di non usare né l'anonimato né tantomeno di voler giocare, insomma cerco una persona che veramente sia intenzionata ad avere una storia. Ok, questo è tutto, ciao. Perfetto, è stata chiarissima, penso che meglio di così non si può. Per cui, amici telespettatori, corteggiatori di Francesca, fatevi sentire, chiamate perché Francesca si vuole sistemare con un uomo davvero serio. Questo è tutto, Alberto vi saluta per i cuori solitari e vi saluta naturalmente Francesca, ciao a tutti. Hello.
oh yeah.